Estorsione aggravata e continuata con metodi da criminalità organizzata. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri di Treviso nel mirino dei malviventi, una società di consulenza aziendale. Dramma Montebelluna, 21enne si cosparge di alcol e si dà fuoco nel sottopassaggio della stazione, poi entra in una tabaccheria dove i presenti spengono le fiamme. Epatite acuta pediatrica, confermato in Veneto il primo caso su una bambina ricoverata a Verona, 11 le segnalazioni in Italia. Dopo l'autista coltellato, un nuovo episodio di violenza ai danni del personale della MOM, vittime questa volta 2 controllori aggrediti da una donna, è accaduto stamattina a Conegliano. Crack Veneto Banca, nel processo bis la parola è passata alla difesa l'ex responsabile della direzione centrale, non ne sapevo nulla, anch'io truffato. Noi siamo il centrodestra, così il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia oggi a Silea per gli stati generali del partito, dove sono stati lanciati anche precisi messaggi agli alleati della Lega. Giornata importante a Canale d'Agordo, nel paese di cui è originario Albino Luciani, si è svolta la cerimonia ufficiale per l'apertura museale della casa dove è nato Papa Giovanni Paolo I. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca, il blitz dei carabinieri la notte scorsa con accuse gravissime, estorsione aggravata e continuata con metodi molto vicini alla criminalità organizzata. 3 persone sono state arrestate. Adesso voi lavorate per noi. Aggrediti e minacciati di morte per diversi mesi, nel mirino di 3 malviventi, il responsabile commerciale e l'amministratore unico di una società di consulenza aziendale con sede a Treviso. Questa notte è scattato il blitz dei carabinieri sotto la direzione della locale procura della Repubblica. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata continuata. Un 54enne del Veneziano e un 51enne di Gorizia sono finiti in carcere, mentre al terzo complice, un 45enne del Treviso, è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini dei carabinieri di Treviso hanno messo in luce una realtà inquietante, una infiltrazione violenta e ingiustificata in aziende di proprietà altrui da parte degli indagati, con metodi vicini a quelli usati dalla criminalità organizzata. Hanno messo in atto ripetute gravi minacce anche di morte e violenze fisiche a danno delle vittime e dei loro familiari se non avessero ottemperato a ingenti richieste di denaro. Nel maggio 2020, con la scusa di portare nuova clientela, i 3 avrebbero perpetrato un'ingiustificata violenta infiltrazione nelle aziende del gruppo. Prima hanno aggredito il responsabile commerciale della holding, percosso ripetutamente nel parcheggio della ditta. Poi si sono letteralmente impossessati delle aziende. Gli arrestati, con la scusa di recuperare una somma di denaro di un terzo soggetto ora indagato, hanno letteralmente espropriato i legittimi proprietari delle aziende prese di mira e hanno agito come fossero i titolari, ordinando pagamenti e impossessandosi di qualunque cosa fosse alla loro portata. Non solo li costringevano a consegnare rilevanti somme di denaro, ma si sono appropriati anche di beni e autovetture di lusso, una decina intestate alle società in questione. Per mesi e mesi hanno obbligato i titolari e i dipendenti a subire la loro presenza giornaliera presso gli uffici delle ditte, un incubo per le vittime e i familiari, fino a questa notte, quando i 3 sono stati arrestati. Secondo gli investigatori, l'obiettivo degli indagati era quello di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intera filiera societaria per ricavare a loro vantaggio elevatissimi guadagni e di avviarla poi al fallimento una volta svuotata del patrimonio. Il danno subito dall'azienda è stato quantificato in più di 1 milione di euro. L'estorsione è un reato odioso, soprattutto se commesso con modalità di particolare aggressività e durezza, afferma il presidente Luca Zaia. Mi complimento quindi con i carabinieri e con la Procura della Repubblica di Treviso. La vigilanza delle forze dell'ordine è la maggiore sicurezza per le nostre imprese, che mantengono così il successo competitivo di un territorio, ha commentato invece il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza. Si è cosparso il corpo di alcol e poi si è dato fuoco. Grave un giovane di nazionalità marocchina in evidente stato di alterazione. Il grave fatto è accaduto verso le 10:30 a Montebelluna, all'interno del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria. Il giovane, dopo essersi dato fuoco, si è diretto verso l'uscita del sottopasso ed è entrato all'interno di un esercizio pubblico dove i presenti sono riusciti a spegnere completamente le fiamme e allertare prontamente i soccorsi. Intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco di Montebelluna
e personale del SUEM 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Montebelluna, non sarebbe in pericolo di vita. A Susegana, rapina in casa di un pensionato, pochi spiccioli e dei generi alimentari il bottino. Indagano sempre i carabinieri. Ponte della Priula alle 7 del mattino, brutta avventura per un anziano di 79 anni che si è ritrovato faccia a faccia con un ladro entrato in casa e quello che probabilmente doveva essere un banale furto si è trasformato in una rapina. L'individuo, che parlava un italiano stentato, ha minacciato il pensionato intimandogli di consegnargli il denaro che aveva in casa, alla fine solo pochi spiccioli e alcuni generi alimentari. Poi è fuggito a piedi. Una situazione che richiama alla mente le circostanze in cui ha perso la vita a Pieve di Soligo un altro anziano, Adriano Armelin, fortunatamente questa volta con esito totalmente diverso. Le truffe e tentativi di effrazione sono più facili quanto più le persone sono fragili. E probabilmente bisogna stare un attimo più attenti appunto nel rendere le proprie abitazioni meno facilmente penetrabili. Le persone sono molto fiduciose, lasciano le porte aperte, le finestre aperte, ecco. Credo che non si possa più permettersi questo, bisogna adeguarsi un po' alle mutate condizioni. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce del rapinatore e sono fiduciosi di poter risalire alla sua identità, probabilmente grazie non solo alle testimonianze ma anche al sistema di videosorveglianza del territorio. Attualmente nel comune di Susegana, in particolarmente a Ponte della Priula, ci sono già tutta una serie di telecamere, tant'è che per esempio nella stazione dei treni ce ne sono 9. Adesso a breve partirà il primo stralcio per il posizionamento di ulteriori telecamere, ma soprattutto di collegamenti veloci, in modo che queste immagini arrivino immediatamente alle forze dell'ordine. Nuovo episodio di violenza ai danni di personale della MOM, vittime questa volta 2 controllori, è accaduto questa mattina a Conegliano. Altri 2 dipendenti MOM malmenati su un pullman del trasporto pubblico. È accaduto poco dopo le 9 a Conegliano, sulla linea 140, dove una donna sudamericana sui 30 anni che viaggiava con il figlio e il cane, entrambi piuttosto vivaci, alla richiesta di esibire il suo biglietto non solo non l'ha fatto, ma si è rifiutata di fornire le proprie generalità e infine si è scagliata contro gli accertatori, prendendone uno a calci e pugni e causando all'altro con un'unghiata un profondo taglio a un dito. Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, ne avranno per 10 giorni. Dopo ci ritroviamo ancora una volta a commentare un fatto increscioso, l'ennesima aggressione a danno dei lavoratori MOM, in questo caso stiamo parlando di 2 agenti accertatori. Sono fatti incresciosi che si stanno succedendo sempre di più e viaggiare alla media di 2 episodi al mese credo che sia una cosa intollerabile. Dopo l'autista aggredito con un coltello a Serramanico da un cittadino brasiliano a Nervesa, un nuovo grave episodio su cui ora stanno indagando le forze dell'ordine e rispetto al quale i delegati dei lavoratori sono mobilitati. A livello aziendale abbiamo già chiesto, dopo i fatti dei giorni scorsi, un incontro con l'azienda dove valutare tutte le operazioni, tutte le opzioni che si possono mettere in campo per risolvere queste problematiche. Stiamo ragionando anche di lavorare in sinergia con le forze dell'ordine per avere una risposta immediata. La proposta che abbiamo fatto sia come RSU, proposta portata avanti dalla FIT e CISL, è quella di dotare gli agenti accertatori di body cam in modo da avere la certezza di inquadrare, di capire e di poter riconoscere gli aggressori. La cronaca giudiziaria con il crack Veneto Banca nel processo bis per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. La parola è passata questa mattina alla difesa a rendere spontanee dichiarazioni mattinate in tribunale a Treviso. È stato l'ex responsabile della direzione centrale Merlo. Non ne sapevo nulla, anch'io ho truffato, ha detto, ma questa è la posizione di buona parte degli accusati. Non avevano il potere di sindacare o anche solo di sospettare che i dati di bilancio che loro andavano a processare fossero men che corretti.
che è questo sostanzialmente lo snodo principale dell'accusa. La parola dopo le parti civili e il pubblico ministero è passata alla difesa nell'udienza preliminare per il processo bis di Veneto Banca, quello che vede sul banco degli accusati per associazione a delinquere finalizzata alla truffa 5 ex figure apicali, tra le quali l'ex numero 1 Vincenzo Consoli, la cui posizione però sarà presa in considerazione sabato prossimo. A rendere spontanee dichiarazioni mattinate in tribunale a Treviso è stato Renato Merlo, ex responsabile della direzione centrale pianificazione e controllo dell'Istituto di Montebelluna. Ha spiegato che lui dal 2012 si occupava delle banche estere sostanzialmente, quindi il suo ruolo nella pianificazione era solo formale, d'altronde il dottor Kais è stato coinvolto proprio perché era sostanzialmente subentrato a lui, ha spiegato quindi che la sua attenzione era spostata verso le banche estere fin dal 2012, ha spiegato come purtroppo lui per primo ha perso tutti i suoi risparmi e che credeva nel valore delle azioni tanto quanto gli altri. Accanto a Merlo sotto accusa ci sono il suo successore Giuseppe Kais, l'ex condirettore generale e responsabile dell'area commerciale Mosè Fagiani e l'ex direttore del settore capital management Andrea Zanatta, posizioni minori rispetto a quelle di Consoli, sottolineano i rispettivi legali per i quali sarebbe imminente se non addirittura già scattata la prescrizione. Noi non puntiamo alla prescrizione, ma che sia maturata è evidente. Questo è un processo che non può andare da nessuna parte e quindi è evidente che il giudice terrà conto anche della prescrizione. Argomento che i tanti truffati del crack Veneto Banca ben conoscono. Il giudice vediamo che sta facendo di tutto per cercare di portare avanti il più velocemente possibile il procedimento e speriamo che per la posizione chiaramente delle parti civili che si riesca ad arrivare a una sentenza di primo grado prima che espiri il termine prescrizionale. Adesso è arrivato il collo di bottiglia, già prima la crisi era rilevante, adesso è diventata patologica. È stato strattonato, minacciato e derubato della collanina d'oro. La vittima, un giovane di 20 anni affrontato da un gruppo di ragazzi all'esterno della discoteca a Gaiarine. La vittima avrebbe poi denunciato tutto ai carabinieri. Immediate le indagini dei militari dell'Arma Trevigiana che stanno cercando di far luce su questo grave fatto. Ancora violenza, ancora una volta a Treviso, accoltellato in viale Monfenera dopo una lite scoppiata probabilmente per un credito di qualche centinaio di euro. Individuato e denunciato l'aggressore, la vittima è un giovane di 25 anni. Sono in miglioramento le condizioni del giovane spagnolo accoltellato giovedì notte in viale Monfenera a Treviso in seguito ad una lite scoppiata sotto il porticato di questo condominio davanti ai negozi di sartoria e al parrucchiere. Erano da poco passate le 22:30 quando, per ragione ancora in corso di accertamento, un diverbio tra due ragazzi, uno spagnolo di 25 anni ed un dominicano di 21, è sfociato nella violenza, spintoni, calci, fino a quando è spuntato un coltello. Il 25enne è stato colpito da un fendente alla gamba. Un passante ha chiamato i carabinieri ed i sanitari. Il giovane è stato trasportato all'ospedale. In un primo momento le sue condizioni sembravano gravi, poi dopo gli accertamenti e le medicazioni gli sono state diagnosticate ferite guaribili in 25 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare poco più tardi l'aggressore dominicano. Il 21enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Da accertare le cause della lite scoppiata verosimilmente per un credito di qualche centinaia di euro. In viale Monfenera in pochi vogliono parlare dell'accaduto. Qualche negoziante ha sentito le lamentele dei condomini. Sento quelli dei condomini ogni tanto si lamentano e basta. Si lamentano perché? Perché c'è un po' di tutto, hanno detto. E sulla questione è intervenuto anche il sindaco Conte. Il viale Monfenera non è esattamente una di quelle zone che è stata segnalata per problemi legati alla sicurezza. Però ovviamente ogni episodio merita attenzione e ringrazio le forze dell'ordine perché so che hanno già fatto un lavoro importante e mi pare di aver capito che anche il responsabile dell'accoltellamento sia già stato fermato, segno evidente che le forze ci sono, le forze dell'ordine ci sono e stanno facendo davvero un lavoro egregio per garantire la sicurezza dei nostri cittadini.
Brutto incidente nel pomeriggio di oggi per un uomo di 43 anni al campo sportivo di Rustignè. Siamo in comune di Oderzo. Secondo una prima ricostruzione, mentre effettuava delle operazioni di pulizia a bordo campo, l'uomo ha ritrovato un oggetto accanto ad altri rifiuti. Si trattava di un petardo inesploso che gli è deflagrato in mano. Il 43enne è stato subito soccorso e trasportato a Treviso e di lì a Padova avrebbe riportato serie lesioni alla mano destra. Nella mattinata odierna, intorno alle 11:45, i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti in via San Mauro a Nervesa della Battaglia per soccorrere l'autista di un camion che si è ribaltato su di un lato perdendo il carico di terra che trasportava, come vedete nelle immagini. L'uomo non ha riportato gravi conseguenze. Raid nella notte, l'ennesimo contro alcune BMW, questa volta in Viale Europa ad Ossona di Casiera. Entrare in azione è stata quasi sicuramente una banda specializzata. Il racconto del proprietario di una delle auto a cui è stato asportato, pensate, solo il volante. Stamattina dovevo andare a lavoro e ho trovato la macchina in queste condizioni. Mi sono informato un po' e in giro per di qua hanno scassato altre BMW e rubato volante, a chi il navigatore, a chi il cambio automatico. Non saprei proprio. Sicuramente penso mi seguivano, sapevano dove abitavo e sono entrati. L'intervento è stato mirato, chirurgico. Dalla BMW di questo giovane, per esempio, è stato asportato solo il volante. Da altre parti si sono concentrati su fari anteriori e navigatori. Tornano a colpire i ladri specializzati nel contrabbando di pezzi di ricambio. Stavolta lo hanno fatto in Viale Europa ad Ossona di Casiera. Nel caso di Francesco, la sua BMW si trovava apparentemente al sicuro nel posteggio condominiale recintato. Macchina parcheggiata qua con sistema antifurto inserito. Un raid segnalato dalla pagina social Furti in Corso, che segue quello registrato in alcune abitazioni sempre nella zona poco meno di 2 mesi fa. Abbiamo avuto anche qui una serie di furti e sicuramente le forze dell'ordine stanno facendo il possibile. Certo è che le cose sono un po' degenerate negli ultimi mesi. Non è la prima volta che succede, ma soprattutto erano gli appartamenti, tempo fa facevano furti sugli appartamenti. Delle macchine mi mancava questa e diciamo che questa zona qua non è la prima volta. Io non voglio augurare niente a nessuno, non sono una persona che augura il male, ma insomma certe persone andrebbero prese e la legge dovrebbe intervenire. E spero che anche gli altri a cui ci è capitato di fare la stessa cosa. Insomma, bisogna farsi sentire in qualche maniera. Raid vandalico sempre nella notte, poco distante, a 7 comuni, frazione di Preganziol, dove sono state imbrattate, lo vedete pesantemente, le pareti esterne del centro civico vicino al monumento di Bersalieri. Le scritte apparentemente senza senso sembrano fare riferimento a vicende personali, forse un gesto di gelosia, una ripicca sentimentale. Prese di mira anche le 9 panche con tavoli posizionate nel parco urbano, tanti rifiuti trovati in mattinata, di balordi incivili, parla il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, scandagliate le telecamere di videosorveglianza di tutta la zona. Cambiamo pagina, parliamo di sanità e dell'allarme di queste ore, l'epatite pediatrica acuta. Un caso è stato confermato anche in Veneto, si tratta di una bambina di età inferiore ai 10 anni ed è ricoverata all'azienda ospedaliera di Verona. Sono 11 in totale in Italia le segnalazioni di casi di epatite pediatrica acuta di natura non conosciuta, solo 2 sono confermati. Uno appunto è quello di Verona e ad uno giudicato possibile è stato eseguito un trapianto. In una circolare il Ministero della Salute sollecita la segnalazione di ogni eventuale caso di epatite pediatrica acuta che risponda alla definizione attualmente adottata dall'OMS. La sanità trevigiana, come vi abbiamo riferito anche ieri sera, è in allerta. E a proposito di sanità trevigiana, questa mattina all'auditorium delle Stefanini a Treviso si è fatto il punto della pandemia. Ospite il virologo trevigiano Giorgio Palù, che come sapete è anche presidente dell'AIFA. Magari
questa pandemia o questo virus meglio rimarrà con noi per lunghissimo tempo, come è successo con gli altri coronavirus, tutti provenuti dal mondo animale. Quindi avremo a che fare magari questo autunno e a quell'ora avremo anche dei nuovi vaccini. Una circolazione virale in calo, seppur lento, che secondo le previsioni dovrebbe scemare con l'estate per ritornare con l'autunno, quando verosimilmente la cosiddetta quarta dose, ora solo per over 80 ospiti delle RSA e fragili, sarà estesa con un vaccino aggiornato al resto della popolazione. Il virologo Giorgio Palù, ora presidente dell'AIFA, è intervenuto con una lectio magistralis al convegno La pandemia vista con gli occhi di... Avremo sicuramente dei vaccini almeno bivalenti, quindi contro le varianti prevalenti, per fare un vaccino universale pan-coronavirus che ci protegga da tutti i coronavirus, almeno del genere beta. Per questo ci vorrà un po' più di tempo. Di certo, ha detto il professor Palù, abbiamo imparato che questa non sarà l'ultima pandemia e ciò rende necessari investimenti sulla virologia. Perché possiamo prevenirle queste pandemie? Noi stiamo creando un ambiente sempre più ostile per gli animali selvaggi che albergano un'infinità di virus e quindi alterando delle nicchie ambientali portiamo questi virus vicino a noi. La lezione del virus in questi oltre 2 anni di pandemia riguarda anche il sistema sanitario, con un necessario potenziamento della telemedicina, della medicina territoriale e di investimenti nella ricerca di base e farmaceutica. Quindi il PNRR deve investire in questo, come nella medicina territoriale, nella medicina digitale. È utile avere il cosiddetto fascicolo elettronico nella nostra carta d'identità, in modo che sappiamo, quando si fa la diagnosi, che il medico di medicina generale può prescrivere terapie, può farlo subito, e in tutta Italia è noto il nostro fascicolo. Un convegno, quello di stamattina, che ha avuto anche dei momenti di profonda commozione con gli studenti quando è stato proiettato il video delle testimonianze dei sanitari in prima linea nella lotta contro il Covid. Devo dire, la cosa più angosciante è stata vedere una generazione di pazienti che hanno fatto questo paese, che se ne sono andati. Un video toccante che ha ripercorso gli ultimi 2 anni, dal dramma iniziale di una pandemia che si è abbattuta come uno tsunami sugli ospedali, alla campagna vaccinale, alla fase odierna di convivenza con un virus che comunque nei primi 3 mesi del 2022 ha mandato in terapia intensiva a Treviso 137 persone ed un sistema sanitario che si sta riorganizzando. L'organizzazione territoriale è stata compensata nel periodo della pandemia con l'utilizzo di medici USCA. Oggi dobbiamo riprendere un po' questo filo di Arianna con la medicina in famiglia e cercare in qualche modo di fare una rete stretta. Come? Sostanzialmente io credo lavorando molto con la telemedicina, il teleconsulto e con gli specialisti, e poi cercando di supportare i medici di medicina generale come? Con una segreteria e soprattutto con i medici, con gli infermieri di famiglia, che potrebbero essere coloro che poi vanno a fare le visite a domicilio e gestire casomai i pazienti che sono a casa con la positività. La Regione del Veneto ha provveduto alla prima stesura del piano pandemico 2021-2023 che sarà continuamente aggiornato. Riusciremo, spero, ad avere tutte le componenti pronte ad affrontare eventuali altre pandemie, ma le sfide sicuramente non sono finite. Io come prevenzione spero che ci sia un rafforzamento anche della prevenzione, perché se non rafforziamo la prevenzione non ci saranno ospedali a sufficienza per poter curare. Quindi io credo che attraverso un'integrazione fra la prevenzione, il territorio e poi la parte ospedaliera si riuscirà a fronteggiare quello che sarà il futuro. Vi do anche questa notizia che arriva dall'Abruzzo. Precipita da 10 metri mentre è intento a smontare i ponteggi sotto il viadotto Feltrino dell'autostrada A14 a San Vito Chietino in provincia di Chieti e rimane ferito. Si tratta di un operaio macedone di 30 anni, residente in Toscana ma dipendente di una società di Treviso che si occupa della manutenzione dei piloni. L'uomo è in gravi condizioni all'ospedale di Pescara ma non sarebbe in pericolo di vita. Adesso per noi la pubblicità, fra poco.
Ritorniamo in studio e apriamo la pagina della politica che ci porta a Silea, dove in giornata si sono svolti gli stati generali di Fratelli d'Italia. Precisi messaggi sono stati lanciati soprattutto agli alleati della Lega. Noi siamo il centrodestra, continuiamo a presiedere il centrodestra, non abbiamo piani B, abbiamo un solo piano, quello di governare questa nazione, questi comuni, questa regione solo con il centrodestra. Serra le file del partito Luca De Carlo all'inizio di una campagna elettorale ancora da decifrare, con 86 comuni veneti al voto nell'Election Day del 12 giugno. Certo, rispetto alle precedenti tornate il peso specifico di Fratelli d'Italia è aumentato e ad accorgersene sono stati soprattutto gli alleati della Lega, con cui nell'ultimo periodo non sono mancate fibrillazioni. Un partito era abituato ad essere da solo, oggi vede che c'è una realtà che cresce, che però è una realtà che non vuole crescere a scapito della Lega, ma vorrebbe crescere a scapito dell'altra parte. Per noi gli avversari non sono certo la Lega, anzi con cui abbiamo ottimi rapporti, ma sono quelli che stanno nel campo del PD. A scapito di qualcuno della Lega che vorrebbe vederci divisi, noi a livello provinciale, a livello regionale, con i riferimenti nostri Boff e Stefani abbiamo rapporti assolutamente sereni. Stiamo costruendo in tutto il territorio alleanze che funzionano. Ma gli stati generali del partito meloniano convocati a Silea, presenti tanti amministratori del territorio, sono serviti anche ad affrontare alcuni temi programmatici, il più urgente è quello collegato al caro energia. Ci sono pensionati che vivono con 500 euro, pagano un affitto e con quei 500 euro devono pagare le bollette che sono triplicate. Probabilmente gli mancano i soldi per mangiare alla fine del mese. Sul tavolo anche i temi più sensibili, diritti civili e gestazione per altri. Noi crediamo nei nostri valori e nelle nostre tradizioni. Sappiamo che il mondo sta cambiando. Vogliamo essere parte di questo mondo. Non vogliamo fare battaglie di retroguardia. Vogliamo essere ancora una volta futuristi, ben sapendo che ci sono delle cose, non ultima quella dell'utero in affitto, che qualcuno potrebbe pensare sia un diritto civile. Io credo che sia una barbarie, ma ce lo diranno gli italiani se è così. Ora una notizia di servizio: domani a causa del maltempo previsto non si svolgerà il consueto mercatino dell'antiquariato di Borgo Cavour. L'associazione commercianti e artigiani del Borgo, che promuove da anni le iniziative in quest'area della città, fa sapere che l'appuntamento ritornerà domenica 22 maggio, sperando ovviamente nel bel tempo. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno per raccontarvi la giornata importante, importantissima, vissuta a Canale d'Agordo. Nel paese di Albino Luciani si è svolta la cerimonia ufficiale per l'apertura museale della casa dove è nato Papa Giovanni Paolo I. Il paese dove è nato ti accoglie da lontano parlando di lui, di Papa Luciani, che il 4 settembre verrà beatificato. La sua memoria a Canale d'Agordo è presente ovunque, oggi più che mai nel giorno dell'apertura ufficiale della casa natale, diventata sede museale. Io ho un carissimo ricordo perché quella sera della sua elezione ero in piazza San Pietro, quindi io ritorno sempre a quell'emozione. Poi quello che si è creato con questa fumata che non si capiva che colore, che se fosse bianca o nera, in realtà era grigia. E questo ha creato forse una suspense, un'attesa che mi è rimasta dentro. Papa Luciani fu prima vescovo di Vittorio Veneto, quindi patriarca di Venezia, e a ricordarne la figura durante la cerimonia svoltasi nella chiesa del paese sono le persone che oggi ne raccolgono la testimonianza. Vedendo la figura e la testimonianza di questo vescovo, che effettivamente è diventato anche una figura convincente con la sua umiltà, con la sua dedizione e con il dono totale della sua vita, quindi una gioia e un incoraggiamento, uno stimolo a fare altrettanto. Essere qui oggi vuol dire anche per Venezia pagare un debito di riconoscenza nei confronti di quest'uomo che per 8 anni è stata una guida della nostra chiesa che è in Venezia e del quale credo che noi manteniamo
quel ricordo che non è solo una memoria storica, ma è anche gratitudine. La casa natale di Luciani è stata invece donata alla diocesi di Vittorio Veneto dal cardinale Beniamino Stella, nativo di Pieve di Soligo, cui il canale ha conferito la cittadinanza onoraria. E si conclude una piccola però bella storia che è stata l'acquisizione della casa di Albino Luciani. Entrare in una casa dove lui è vissuto, dove è sempre bello perché si ricorda l'aspetto umano, familiare, genitori, quindi è la storia che ognuno di noi vive nel proprio percorso e che oggi noi vediamo in questo bel personaggio che la Chiesa ci propone alla devozione e alla imitazione come futuro beato. Una storia di fede, di spiritualità, ma una storia fatta anche di oggetti e di mobili risalenti agli inizi del secolo scorso. Una casa abitata dalla famiglia Luciani fino a un paio di anni fa è ora diventata ufficialmente accessibile. Papa Luciani c'è chi lo porta nel cuore con un sorriso e un ricordo che gli anni non sbiadiscono, ma c'è anche chi lo ha sentito vicino, molto vicino, nemmeno tanto tempo fa, come chi lo ha scolpito e ce lo racconta. La sua morte improvvisa da Papa mi ha portato un grande dolore. È per questo che io nella scultura di Luciani l'ho fatto semplice. In un sogno avevo messo un bambino e poi si è presentato Luciani e mi ha detto no, togli il bambino e metti una bambina. E così l'ho fatto. E ho messo la bambina proprio, quella miracolata. Io ho chiamato dall'amico Carlo Vagliana per poter fare qualcosa per lui. Non ho esitato un attimo di dir di sì, ho fatto quello che ho potuto per contribuire a questo risultato di ricordare un grande personaggio, perché quelli che fanno qualcosa vanno ricordati. L'opera donata è stata collocata davanti alla casa dove nacque il Santo Padre, ora affidata alle cure della Fondazione Papa Luciani. Che è il completamento di un percorso ed è un tassello assolutamente fondamentale per la memoria di Papa Luciani, la casa, il luogo degli affetti, il luogo dove è cresciuto. L'emozione più grande e più discreta è però forse di chi si chiama Luciani come lui, dei figli del fratello minore che volle chiamare Pia e Amalia le proprie figlie come le due sorelle maggiori, entrambe sordomute. Noi eravamo abituati a parlarci direttamente, così da lontano, un po' più dura. È un rivivere il 3 settembre del 78, che eravamo a Roma per l'intronizzazione e sono ricordi indelebili. Una giornata di fede quindi per il bellunese, ma anche di lutto profondo perché è scomparso all'età di 76 anni Guido De Zordo. Da insegnante, sindaco, consigliere provinciale, presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ha sempre sostenuto le sue idee a favore del territorio che amava il Cadore e la provincia di Belluno più in generale. Molte le testimonianze di cordoglio da parte del mondo politico, a partire da quelle del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, per il quale De Zordo ha fatto parte di una generazione di bellunesi che hanno particolarmente amato le loro montagne e che recentemente ci hanno lasciato. La sua morte lascia un nuovo vuoto nella storia della montagna bellunese. Queste le parole di cordoglio del presidente Zaia. È cominciata oggi nel quartiere fieristico di Longarone caccia, pesca e natura, fiera nazionale di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva che proseguirà fino a lunedì. Alla rassegna, che rappresenta uno degli appuntamenti nazionali più seguiti dagli appassionati del mondo venatorio, partecipano oltre 100 marchi aziendali in rappresentanza di 10 regioni italiane e 9 paesi esteri. Si conferma di elevato interesse anche il settore della pesca sportiva, al quale viene riservata una specifica area espositiva nella quale sono presenti la maggior parte dei bacini di pesca della provincia di Belluno, pescatori sportivi cui sono riservati anche 2 importanti appuntamenti outdoor. Questo quindi fino a lunedì a Longarone Fiere. Non ho particolari aggiornamenti dell'ultima ora da darvi, da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo, buon sabato sera.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Un vortice mediterraneo transita sull'Italia. Domenica 24 aprile sarà una giornata alquanto instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni di tempo variabile, nel corso della mattinata nuvolosità irregolare con comparsa di schiarite e precipitazioni da sparse a locali. Nel pomeriggio probabile ripresa di rovesci o temporali meno frequenti, tuttavia sulla costa. Diradamento delle precipitazioni a fine giornata. Temperature in nuovo e leggero calo, minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza coperto con piogge abbondanti ma intermittenti. Soffierà vento in prevalenza da sud moderato. Temperature minime sui 9-11 gradi, massime sui 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarranno anche qui le nubi, temporali sparsi e localmente saranno anche intensi. Temperature minime intorno ai 6-8 gradi, massime sui 17 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.